pausa in 7 giorni a Mestre torna l'incubo eroina gialla, ma dal comune l'invito è a non scatenare il panico. La lotta alla droga, dicono, sta funzionando. Ricoverata per meningite a Firenze una ragazza di 18 anni e una turista spagnola arrivata ieri pomeriggio in Toscana da Venezia. Le sue condizioni sono gravi. Proseguono a Marghera i lavori di demolizione dell'ex scuola Monteverdi, edificio simbolo del degrado. Polemico il comitato di cittadini della zona, tossici e sbandati non se ne sono andati. Ubriaco minaccia e blocca la strada con l'auto, minacciando con il coltello un barista e una famiglia di 4 persone, fermato dai carabinieri a Caorle. 400 tra carabinieri e volontari della protezione civile, protagonisti della maxi esercitazione che ha simulato un nubifragio in terraferma. Calcio, presentato ufficialmente il nuovo allenatore del Venezia, l'ex portiere di Inter e Nazionale chiede ai giocatori la ferocia dimostrata lo scorso anno. Attori per un giorno accadrà domani pomeriggio, quando sul palco della sala teatrale parrocchiale saliranno gli abitanti del quartiere Pertini di Mestre. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Torna a preoccupare il fenomeno dello spaccio di eroina tra Mestre e Marghera, ma dal comune l'invito è a non scatenare il panico. La lotta alla droga, dicono da Cafarsetti, sta funzionando, ma sentiamo il primo servizio. Dopo mesi di quiete sul fronte dello spaccio è tornata a allungarsi su Mestre l'ombra della temuta eroina gialla, già causa di 16 morti per overdose nella terraferma veneziana. 2 i decessi sospetti negli ultimi giorni, un 50enne mestrino e una 16enne di Udine, la cui dose letale di droga proveniva proprio da Mestre. Ci sono gli inquirenti che se ne stanno occupando, capiremo esattamente di quello che si tratta e continueremo indubbiamente anche a proseguire nelle attività di contrasto. Dopo la scomparsa dell'organizzazione di nigeriani che controllava il mercato dai covi di via Piave e via Monte San Michele, lo spaccio di eroina si è frammentato tra tanti piccoli gruppi attivi nelle zone a cavallo tra Mestre e Marghera. Tra i più attivi tunisini e marocchini, ma negli ultimi tempi sono tornati anche gli albanesi, per anni rimasti fuori dalla vendita al dettaglio. La terraferma veneziana resta il principale centro di smistamento di eroina per tutta la regione. È un fenomeno che è stato affrontato in questi ultimi anni anche in maniera molto forte. Ricordo il blitz dell'11 luglio che è avvenuto proprio in via Trento, via Monte San Michele, che ha messo la parola fine, diciamo, a un sistema organizzato di mafia detta nigeriana appunto, ma che non conclude quelle che sono le attività di polizia in materia di contrasto allo spaccio di stupefacente. Dalla giunta comunale invitano però a non diffondere il panico prestando ascolto a voci incontrollate. Non sempre le morti per droga significano che il fenomeno dello spaccio è fuori controllo. Tristemente all'origine dei decessi vi sono spesso le abitudini dei consumatori più accaniti. È un fenomeno che certamente va ancora lavorato e sul quale noi non molliamo assolutamente, però va anche detto che insomma, non vanno fatti passare quei messaggi che creano allarmismo e non raccontano esattamente quella che è la verità. È ricoverata dalla tarda serata di ieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze una ragazza di 18 anni alla quale è stata diagnosticata un'infezione da meningococco. Al momento, spiega l'ASL, sono in corso le procedure per la tipizzazione. La prognosi è riservata, confermano i sanitari, anche se le condizioni generali sono stabili. La 18enne è una turista spagnola arrivata da Venezia a Firenze ieri pomeriggio. L'unità funzionale di igiene e sanità pubblica dell'area fiorentina ha già attivato le procedure per l'indagine epidemiologica al fine di ricostruire i luoghi frequentati dalla ragazza ed ha già avviato le procedure di profilassi per i contatti stretti. Proseguono a Marghera i lavori di demolizione dell'ex scuola Monteverdi, edificio simbolo del degrado, ma tra la cittadinanza c'è anche chi non festeggia. Sentiamo perché. Qui magari oggi si demolisce, 100 metri più in là ci sono delle casette che sono abbandonate e effettivamente l'amministrazione in questo ultimo periodo, vorrei ben vedere, manca poco alle amministrative, c'è una forte presenza delle forze dell'ordine, eppure si continua ancora a vederli per le strade.
L'abbattimento in corso dell'ex scuola Monteverdi, abbandonata e divenuta rifugio di tossici e sbandati, non ha risolto il problema del degrado, a cui non mancano nelle immediate vicinanze zone abbandonate dove prosperare, e ha lasciato l'amaro in bocca a una parte della popolazione di Marghera che si augurava un esito diverso. La storia di questo immobile finisce nel peggiore dei modi, sostiene Rubens Gebbani del Comitato di Cittadini Marghera Oggi 2.0, da luogo di istruzione a luogo di distruzione dell'essere umano. Speriamo almeno che il progetto del nuovo commissariato di polizia, al quale avremmo preferito il distretto sanitario, non si faccia attendere per anni. Un progetto che è stato annunciato e spero trovi abbastanza riscontro velocemente nei fatti, nel senso, quando demoliranno questo, e sarà questione di qualche giorno ancora, dopo rimane solo un campo, uno dei tanti che verrà ulteriormente abbandonato. Anche senza l'edificio, prevedono dal comitato, in mancanza di un insediamento, quella resterebbe una zona invitante per i soggetti che la occupano attualmente e che non se ne sono mai andati. Quando di sera si fermano le ruspe, i soliti personaggi si intrufolano tra le macerie per fare i loro comodi. Le tempistiche non si capiscono, dentro uno, fuori l'altro, questo dovrebbe essere, ma è un po' difficile pensarla. Anche ieri sera erano sui tetti sti sbandati. Un bisogno insostenibile di bere un altro bicchiere dietro ai 5 minuti di follia di un 69enne di Caorle che in preda ai fumi dell'alcol era entrato in un bar di via Casoni lasciando l'auto accesa in mezzo alla strada. Brandendo un coltello l'uomo ha intimato al barista di versargli del vino. Nonostante le minacce il titolare del locale si è rifiutato di obbedire. In quel momento nel bar è entrato un automobilista lamentandosi dell'auto ferma che gli bloccava il passaggio. L'ubriaco se l'è presa con l'ultimo arrivato che, temendo per la sicurezza di moglie e figli lasciati in macchina, ha provato ad assecondare l'aggressore. Alla fine il coltello è stato piantato con violenza in un cartellone pubblicitario. Una pattuglia di carabinieri è poi arrivata sul posto arrestando l'uomo e mettendo fine alla paura. L'intero territorio del Comune di Venezia è stato coinvolto oggi dalla gigantesca esercitazione di carabinieri e protezione civile. Vediamo. Le operazioni sono scattate alle 7 di mattina. 250 volontari appartenenti ai gruppi comunali di protezione civile e un centinaio di carabinieri sono entrati in azione all'unisono. L'imponente esercitazione, denominata Scirocco 2018, ha interessato l'intero territorio comunale in numerosi scenari di rischio, dalla ricerca di persone scomparse alla messa in sicurezza di beni culturali, dall'allestimento di un campo base al recupero di naufraghi in laguna. Il punto di partenza è stato immaginare che da alcuni giorni il territorio comunale fosse interessato da precipitazioni intense, con piogge torrenziali tali da provocare allagamenti, infiltrazioni, cadute di alberi ed esondazioni. Le squadre di volontari sono state dirottate a Marghera, Gazzera, Zelarino, Dese per evitare situazioni di rischio idraulico. Con motopompe e idrovore hanno risucchiato l'acqua in esubero e hanno posizionato sacchi di sabbia a protezione degli argini dei canali. Contemporaneamente al Parco di San Giuliano è stato allestito dal 4° Battaglione Carabinieri Veneto un campo base per accogliere i numerosi sfollati costretti dal maltempo ad abbandonare le loro abitazioni. A causa delle simulate infiltrazioni d'acqua anche i beni culturali della chiesa Corpus Domini nel rione Pertini a Mestre rischiavano di andare perduti per sempre, ma grazie all'intervento di carabinieri, vigili del fuoco, tecnici della sovrintendenza e volontari del nucleo tutela beni culturali sono stati messi al sicuro. Nel frattempo altri volontari di protezione civile, coadiuvati da unità cinofile, sono stati impegnati nella ricerca di 2 persone anziane disperse a Forte Gazzara e al Bosco di Franca. Tutte le operazioni sono state eseguite nei tempi previsti e portate a termine con successo. Per noi esercitarci e addestrarci è una cosa fondamentale e per ogni volontario mettere in pratica tutto ciò che si acquisisce durante le settimane di addestramento è fondamentale e quindi noi questi momenti addestrativi e esercitativi li prendiamo con molta soddisfazione perché servono veramente molto a tutti i volontari. Una coppia di pregiudicati italiani, 55 anni lui, 47 lei, sono stati arrestati dai carabinieri di Spinea per avere derubato una signora ultra ottantenne con problemi di deambulazione. La scena si è svolta a Salzano. La donna ha finto di riconoscere l'anziana per strada raccontandole di essere una sua vicina di casa per poi fingere di abbracciarla, sottrarle la borsa e fuggire sull'auto dove l'attendeva il complice. La signora ha immediatamente chiamato i militari
particolari, segnalando il modello dell'auto e parte della targa. Poco dopo a Chirignago l'arresto dei due riconosciuti come responsabili di una serie di furti identici a quello raccontato, appunto, che si erano verificati nei giorni scorsi. La coppia di criminali resterà in carcere in attesa del processo. Ed un'altra notizia di cronaca giunta proprio poco fa in redazione: un incendio si è sviluppato all'interno di un essiccatoio di un'azienda agricola di San Michele al Tagliamento. Sul posto, per circoscrivere le fiamme e limitare i danni, sono intervenuti i vigili del fuoco da diverse località con 6 automezzi, tra i quali anche un'autoscala, 3 autobotti e 18 uomini. Ignote al momento le cause che hanno scatenato il rogo. I curatori assicurano che sarà un museo diverso da tutti gli altri. Difficile dire se la promessa basterà a suscitare le curiosità di mestrini e turisti per le nuove sale multimediali, il cui allestimento è da poco terminato. Vediamo. Dopo anni di annunci e un cantiere infinito, nel centro di Mestre aprirà il 1° dicembre l'M9, il museo dedicato al Novecento che per la prima volta in Italia farà ampio uso di realtà virtuale e nuove tecnologie per raccontare ai visitatori la storia del secolo scorso. È un secolo in cui la popolazione italiana ha raggiunto finalmente dei livelli, degli standard di vita altissimi, un livello di benessere molto buono, anzi non buonissimo, ma è anche, come tutti sappiamo, il secolo delle 2 guerre mondiali, della guerra civile italiana, del fascismo. Quindi noi cerchiamo di raccontare il secolo dentro questo museo multimediale tenendo presente molti punti di vista. Non vogliamo mai dare un'impostazione unica, una lettura unica che sia da un punto di vista solo. Il museo proverà a intercettare parte del cospicuo flusso di turisti che pernottano in terraferma per offrire loro qualcosa di diverso dall'esperienza veneziana e legato specificamente alla vita di Mestre e Marghera, grandi protagoniste degli ultimi 100 anni. Mestre è la città del Novecento, è la città che nel Novecento è cresciuta, è la città che del Novecento ha vissuto le crisi, quindi è il posto giusto. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in studio con la seconda parte del TG di Venezia. Attori per un giorno accadrà domani pomeriggio, quando sul palco della sala teatrale parrocchiale saliranno gli abitanti del quartiere Pertini a Mestre per recitare nella pièce scritta dal presidente del comitato che abbiamo incontrato. Sentiamo. Sui muri del quartiere Pertini, delle case del quartiere Pertini, in questi giorni sono apparsi dei messaggi che hanno un po' allarmato i cittadini. Chi garoba il salame? Allora ci siamo chiesti a che cosa si riferisse questo messaggio sicuramente misterioso, e siamo arrivati nella sala teatro della parrocchia del quartiere Pertini e abbiamo trovato il fantasmagorico esuberante presidente del comitato di cittadini Rocelli, che è su un palco. E allora questo significa, Rocelli, che Chi garoba il salame è il titolo di una pièce teatrale che ha scritto interamente lei, è vero? Sì, è vero, mi sono cimentato anche in questa fatica, però credo che i miei concittadini apprezzeranno moltissimo. D'altronde il salame che è sparito, tutti lo stanno cercando, e il giorno 14 qui su questo palco verrà svelato chi è stato il ladro. Lei ha mobilitato i residenti che si sono prestati a indossare i panni dell'attore per recitare assieme a lei. Sì, abbiamo creato per l'occasione una compagnia teatrale di residenti. Logicamente chiediamo di essere indulgenti con noi e questi nostri residenti si sono offerti, come dire, da interpretare le varie parti. Sarà un successo. Non ne chiediamo naturalmente di svelarci chi poi ha rubato veramente il salame, quindi che cosa si cela dietro a questo interrogativo, perché l'importante è venire a teatro domenica. Vuole ricordare l'appuntamento? Ecco, l'appuntamento è per domenica 14 alle ore 17 presso questo teatro. Vi aspetto numerosi.
Ed ora la pagina dello sport con il calcio in Laguna. Da poco più di 24 ore ha già lasciato un'impronta molto forte il nuovo mister del Venezia Calcio, Walter Zenga. Sentiamo. Si concede all'abbraccio e ai selfie coi tifosi il nuovo mister Walter Zenga, prima di spiegare le ragioni che l'hanno portato a dire sì al presidente Giota Copina e sedersi sulla panchina del Venezia al posto dell'esonerato Stefano Vecchi. Niente e nessuno mi può togliere la gioia di far parte di un club storico, di una città importantissima, conosciuta in tutto il mondo, e di aver avuto l'onore di conoscere un presidente come Giota Copina che mi ha dato immediatamente fiducia e col quale mi sono trovato in sintonia come se ci conoscessimo da tantissimi anni. Appena mi hanno chiamato, racconta il leggendario portiere dell'Inter e della Nazionale, sono partito da Dubai dove vivo e ho lasciato lì la famiglia. Non sono tornato perché c'è da lavorare subito, guarderò negli occhi e parlerò chiaro con ogni singolo giocatore della squadra. Voglio vedere chi ha veramente voglia di soffrire, di lottare, di mettersi in mostra. Voglio vedere gente che viene a fare allenamento perché vuole fare allenamento, perché vuole migliorarsi, non perché deve fare allenamento. Se qualcuno lo fa solo perché deve, gli dico al presidente, pagalo lo stesso ma lasciamolo a casa e dammi un ragazzo della primavera. Un metodo di lavoro che il nuovo mister ha già cominciato ad applicare durante il primo allenamento, poche ore dopo essere sceso dall'aereo. Ieri per esempio ho tenuto fuori Sinclair dall'allenamento perché volevo che guardasse l'allenamento, perché parla un italiano ancora poco attento. Oggi lo rimetto dentro e sono andato da Sinclair, gli ho spiegato il perché. Non sono andato solo da Cifro e non andrò solo da Sinclair e da Cifro, ma andrò anche da Pinato e gli dirò: Pinato, careful, attento, devi darti una sveglia. Andrò da Falzerano, andrò da Domizzi, andrò da tutti, perché io voglio il massimo da tutti e chi non mi dà il massimo non gioca, è semplice. Di posizioni in campionato non voglio parlare, chiarisce Zenga. Il traguardo è la ferocia che i ragazzi avevano la scorsa stagione, quando i difensori sembravano dire agli avversari: venite avanti e provateci, tanto il gol non lo fate. Quello che è stato il passato non ce ne frega niente. Come ha detto il presidente, a partire col Verona di domenica prossima è la nostra prima partita di campionato. Quindi si azzera tutto. E quando dico che si azzera tutto, non esiste più il nome scritto dietro la maglietta, ma esiste solo questo, l'emblema davanti. E proseguiamo con il basket. Domani alle 18:30 appuntamento a Pistoia per la prima trasferta stagionale dell'Umana Reyer. Dopo l'esordio convincente in campionato e in Champions League, la Reyer prova a prendere il volo nella prima trasferta della stagione sul campo difficilissimo di Pistoia. Un campo ostico, anche l'anno scorso abbiamo fatto molta fatica, anche se era verso la fine dove comunque eravamo rodati, collaudati tutti quanti, però sì, lì non è mai facile andare a vincere. Sappiamo che la prima trasferta, anche noi ci teniamo molto a fare bene e a proseguire questo piccolo filotto di vittorie consecutive. Con una squadra ancora in rodaggio, segnata da problemi fisici e disomogeneità tecnica, è soprattutto sulla difesa che punta coach De Raffaele per non interrompere la striscia positiva. Credo che per noi sia importante proseguire su quell'intensità e quella linea difensiva che abbiamo mostrato in questo momento, dove appunto c'è poco vissuto insieme, ma che deve rappresentare la nostra matrice. Sono ben tre gli ex che gli Orogranata si troveranno di fronte sul campo, compreso il neocapitano pistoiese Dominic Johnson. Giocatori che conosciamo bene e che contro di noi daranno sicuramente il massimo, prevede De Raffaele. Qualche allenamento in più ci avrebbe consentito di sistemare alcune cose che affronteremo direttamente in partita. Il nostro obiettivo è andare avanti con le nostre cose e soprattutto il mio è quello di amalgamare e rendere più uniforme possibile sia la condizione fisica che il linguaggio tecnico offensivo e difensivo, che in questo momento non è così omogeneo per i noti motivi, insomma.
Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Uno sguardo al meteo in chiusura. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica dominata dal sole sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio del 14 ottobre. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo. Sarà infatti ampiamente soleggiato su tutte le province. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche innocua velatura sparsa. Non sono attesi fenomeni particolarmente degni di nota. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Massime molto miti, tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole, sarà dunque una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto. Il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi praticamente su tutti i settori, non sono attese piogge. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 24 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non ci saranno grandi novità, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Il cielo sarà sereno e limpido su tutti i settori, non sono previste precipitazioni. Temperature più o meno stazionarie con le minime intorno ai 10 gradi, massime oscillanti invece tra 22 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.